L'omicidio in un bar di Venezia tra Campo San Geremia e il Ponte delle Guglie, condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione Raffaele Marconi, il trasportatore 36enne che il 25 novembre 2023 sparò uccidendo con un fucile a canne mozze Khalid Mallat, tunisino di 25 anni, papà da pochi giorni. Il delitto nato da una banale lite per futili motivi, tra cui forse un apprezzamento del tunisino rivolto alla moglie del trasportatore veneziano. Dopo il diverbio, il 36enne si sarebbe allontanato per andare a casa e, presa l'arma con la matricola a brasa, tornare in cerca del 25enne sparandogli in faccia. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche che hanno portato a una riduzione della pena. Non essendo stata contestata la premeditazione, la pena è stata ridotta rispetto alle richieste dell'accusa. La difesa ora sta valutando la possibilità di presentare ricorso in appello.